Vivevano dentro l'edificio dove avevano allestito giacigli di fortuna. Sgomberato dalla polizia questo stabile di via Tassinari in corso Australia a Padova, il blitz nel cuore della notte di martedì, quando gli agenti delle volanti sono entrati all'interno dell'edificio da una porta il cui vetro era stato infranto, trovandovi 12 persone, tutti cittadini romeni. L'operazione è nata dalla segnalazione di un continuo andirivieni di persone in orari serali e notturni in quest'area tuttora in disuso. Nelle stanze, un tempo adibite ad uffici, erano stati creati giacigli di fortuna. Una volta entrati all'interno sono stati trovati una moltitudine di avanzi di cibo ed effetti personali in camere in condizioni igieniche proibitive. Le 12 persone presenti all'interno sono tutti romeni in possesso di documento di identità valido. Si tratta di 9 uomini e 3 donne di età compresa tra i 30 e i 58 anni, con precedenti penali e di polizia per furti, ricettazione, danneggiamento, deturpamento e imbrattamento di cose altrui e invasione di terreni ed edifici. Dopo gli accertamenti, il questore di Padova, Marco Odorisio, ha disposto per 7 degli occupanti abusivi, tra i quali una donna, altrettanti avvisi orali. L'area è stata affidata all'ente proprietario per il ripristino.